Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Ciao Elisabetta! Ciao a tutti! Da Elisabetta e da Lulli. Ecco, come vedete oggi abbiamo vari ospiti speciali, bipedi e quadrupedi, perché abbiamo anche un ospite speciale che è Elisabetta Vetere. Con oggi iniziamo delle interviste, se vogliamo, di tipo interno, cioè vi presentiamo i nostri operatori di Nuova Pedagogia, coloro che si sono formati dopo, il percorso di Scuola Agire, perché ci vogliono raccontare il loro punto di vista su questo percorso che le ha introdotte nella Nuova Pedagogia. Elisabetta è la prima perché lei fa parte di un gruppo storico, il gruppo di Viterbo, quello che ha dato l'avvio a tutto il percorso 7 anni fa, e quindi è anche interessante vedere, lo sviluppo della sua vita dopo aver incontrato e messo in pratica, insomma, i principi della Nuova Pedagogia. Elisabetta, parlaci un po' di te prima di incontrare il percorso, come perché ti sei avvicinata, qual è la circostanza che ti ha portato a decidere. Io ricordo benissimo il primo giorno che ci siamo incontrati, ma raccontalo tu. Sempre con i cavalli era, Sempre con i cavalli, esatto. I cavalli. Dunque, il motivo per cui io ho incontrato Scuola Agire è stata la mia volontà di affrontare e vivere in maniera diversa il percorso scolastico delle mie figlie. Io ho 2 figlie attualmente di 18 e 16 anni, allora erano in età di scuola elementare. Frequentando la scuola avevo capito che c'erano dei nodi che non riuscivo in nessun modo ad accogliere, a superare, ad accettare. Quindi, senza piangermi addosso, ovviamente, già questa nota c'era nelle mie corde, insomma, ho pensato a un'alternativa, ho cominciato a pensare cosa faccio adesso. Mi metto lì fuori dalla scuola a lamentarmi o a lamentarmi con conoscenti, parenti e amici di quanto la scuola non funzioni, tanto più mi vengo a trovare decido di venirmi a trovare in una situazione anche di disagio per le mie figlie e tutto il resto. Ho scelto di cercare altrove. Nelle ricerche varie, poi il caso non esiste, è venuta fuori questa figura di Adele Caprio. Adele è stata, una rivelazione, perché la sua tempra si è scontrata subito con le mie strutture esistenti, che nonostante mi fossi accorta che c'era qualcosa da cambiare, erano comunque lì belle presenti, e lei arrivava con questa potenza, con questa divergenza, con queste parole divergenti, con queste parole nuove, con queste idee nuove, che per me non erano nuove, perché in qualche modo le sentivo dentro di me. Già covavano, ma stavano lì schiacciate da tutti i condizionamenti che sono dei microchip mentali potentissimi. Ecco, piano piano, cominciando a frequentare il corso di Scuola Agire, che abbiamo iniziato pochissimo dopo il nostro incontro. Sì, perché noi ci siamo incontrate penso a maggio e tu hai cominciato a settembre. Esatto, quindi abbiamo subito creato un gruppo, abbiamo subito creato il gruppo di Viterbo e siamo partite. Devo dire, già dai primissimi giorni, il primo mese, io poi ho ritirato subito le figlie da scuola e ho iniziato, ho detto qui che succede, io le tolgo da questo posto. Ah, buonasera. Quindi da lì è iniziato un percorso, perché come dico sempre non è la scelta di prendere una strada alternativa che è il cambiamento. Il cambiamento inizia lì, cioè inizia proprio da quel momento, se si decide veramente di farlo un percorso.
se no si può cambiare strada, ma cioè la direzione sarà sempre poco chiara. La mia scelta è stata intanto di prendere in mano la situazione e creare un'alternativa. Quell'alternativa però andava creata, prima di tutto dentro di me. Io chiamo il mio percorso un po' di trasformazione, perché poi la parola trasformazione è tornata varie volte anche durante il corso, che è durato molti incontri, 2 anni. La trasformazione è stata questa, 2 punti. Dal politically correct, che è il mio, cioè, il mio stampo di famiglia, lasciamo perdere la definizione della famiglia, comunque dico semplicemente questo, dal politically correct alla divergenza consapevole, però non una divergenza così a caso o diciamo positiva semplicemente, una divergenza costruita, consapevolizzata, cioè perché il mio nodo ho dei funzionamenti che sono diversi da quelli che sono stati Della tua cioè, famiglia d'origine. perché lo devo scoprire, vivere, penetrare, vivere, consapevolizzare e creare la mia alternativa, la mia autodeterminazione, perché è così che si crea. Non è un giochetto, non è una cosa semplice, perché come sappiamo bene, nel momento in cui si cominciano questi percorsi si inizia a scoprire delle cose di sé che magari non vorremmo tanto scoprire, no? Quindi vorremmo tenere sempre nascosti sotto tutte quelle cianfrusaglie. E invece vengono fuori, tanto vengono fuori, tanto vale che vengano fuori, diciamo, in un ambiente protetto, cioè vengano fuori sapendo come gestirle, ecco, perché tanto sarebbero venute fuori in altro modo se io non avessi fatto questo percorso, ma magari in modo diverso. E quindi, appunto, questa divergenza consapevolizzata, conquistata, che sto ancora conquistando, perché io sono sempre stata quella alternativa. Da sempre, che andavo in giro con la moto d'enduro, facevo le gare, vado in giro con le pecore in macchina, ho sempre fatto cose strane, però un conto è fare cose strane, un conto è fare delle cose che fanno parte di noi, cioè non sono cose strane, sono cose che fanno parte del nostro modo di essere, quindi anche la cosa strana si pacifica, cioè io non faccio la cosa strana per oppormi, faccio quello che io penso che sia il mio percorso pacificato, cioè senza Beh, stare in opposizione. diciamo anche alle persone che non ti conoscono qual è il tuo lavoro, perché magari molte persone pensano, ah, per fare questi percorsi alternativi alla scuola tradizionale, che ne so, bisogna essere laureati, bisogna... E invece, insomma, qual è il tuo lavoro attuale? Allora, io mi occupo di cavalli, ho sempre insegnato equitazione, anche lì in modo canonico, diciamo, in modo direttivo, cioè io ero la direttrice del rapporto tra il cavallo e l'allievo. E anche lì è venuta una trasformazione che senz'altro è una modalità molto più complicata, perché il cavallo poi presuppone anche tutti gli accorgimenti che riguardano la sicurezza. Però l'ottimale, quello a cui sto tendendo, è quello di lasciare al rapporto tra cavallo e l'utente, tra virgolette, come se vogliamo chiamarlo così, la libertà di agire senza il mio intervento, il mio condizionamento e la mia direttività. Anche lì chiaramente ecco, è un'educazione più esperienziale, cioè faccio l'esperienza di quello che tu mi potresti dire in una lezione, faccio quell'esperienza e ci arrivo in un po' più di tempo. Però quella cosa lì l'ho fatta mia. Certo. Questa cosa, ecco, ovviamente le prime
le prime allieve, diciamo, le prime che hanno sperimentato questa metodologia sono state le ragazze, mie figlie Anita e Eva, che allora erano appunto 8-10 anni. Avevamo preso delle pony per l'attività con cui tu mi hai conosciuto, che stavo facendo lì a Vetralla, con i pony e con i bambini. Queste 2 pony erano un po' complicate come per la gestione, erano un carattere un po' sbarazzino, e io ho lasciato loro la possibilità di viverla questa esperienza senza nessun tipo di intervento. Io non ho mai fatto una lezione alle ragazze, poi sono vissute l'esperienza, loro hanno imparato a montare a cavallo e avere esperienza con i cavalli senza nessun tipo di direzione, ma solo con l'esperienza diretta, chiaramente, come dicevamo prima, protetta, certo, supervisionata, ma molto da lontano, e anche da lontano, come sappiamo, il nostro intervento c'è, quindi io cercavo di cogliere la situazione, dopodiché staccarmi, proprio staccare il cordino, staccarmi e pensare ad altro. Coglievo la situazione, valutavo l'attività che stavano facendo, e poi mi toglievo da parte anche energeticamente, perché poi c'è il contatto, c'è sempre, come sappiamo, certo. no? Ma adesso che perché molti pensano che la nuova pedagogia sia soltanto rivolta ai bambini piccoli, no? Noi sappiamo che la nuova pedagogia in realtà si rivolge agli adulti, perché sono quelli che devono venire incondizionati per essere messi in condizioni di poter operare con tutte le cose che stai raccontando, cioè in un'educazione non direttiva ma esperienziale, no? Adesso che le tue figlie sono diventate adolescenti, pensi che ti sia servito il percorso o pensi che a un certo punto non serva più perché tanto ormai sono adolescenti? Assolutamente, come è servito a me, che sono adulta, e da adulta ho fatto questa esperienza, ho sperimentato i benefici di vivere diciamo, di vivere con un atteggiamento diverso verso anche le relazioni e il mondo che ti circonda. Loro stanno attraversando un'età molto particolare, che è quella dell'adolescenza, che chiaramente mi ha messo in allarme a tratti, perché ovviamente anche lì loro devono fare l'esperienza del mondo che le circonda. Chiaramente questa esperienza la stanno facendo con un bagaglio, con dei semi dentro, che sono quelli del nuovo paradigma, di una nuova modalità di percepire, proprio ecologica, io chiamo ecologica, no? Perché percepire il mondo esterno e l'ambiente esterno, intessere relazioni. La stanno vivendo una modalità che sicuramente le avvantaggia, nel senso che sicuramente sono abituate ad interpretare tutto ciò che succede loro, non in modo né giudicante né autocritico né diciamo, ecco, personale, no? Ma un po' disidentificato. Ecco, adesso Sì, usiamo questa certo. parola qui, che è una parola un po' particolare, ma insomma hanno degli ma strumenti per loro che, è abbastanza normale. Hanno degli strumenti che li hanno reso possibile, con tutte le difficoltà del caso, perché chiaramente è un ambiente molto potente quello dentro il quale si trovano. La forza di tutto quello che ci sta intorno è fortissima, e la modalità dell'adolescenza di ragionare con gli ormoni, no? Come un po', già. ecco, le mette sicuramente un pochino, no? Alla prova. Ma alla prova, brava, alla prova. Però io cerco di fare questo, la stessa cosa che ho fatto quando imparavo ad andare a cavallo, la stessa identica cosa. Io non sono direttiva, nemmeno in questa fase. Io ci sono. Do loro degli spunti, ma gliel'ho dati gli spunti, no? Ormai quegli spunti loro ce l'hanno, cioè non hanno più bisogno tanto di rinnovarli, anzi, sono loro che dicono a me: ma mamma,
ma come fai a pensare questa cosa? Ma non mi avevi detto questo e quest'altro? Sono loro che mi riportano alla, no? Alla divergenza. Che Perché ti credi che io, non lo so? ecco, perché chiaramente i miei condizionamenti sono belli radicati, io ci ho messo 40 anni a Certo. farmeli questi condizionamenti, insomma, quindi invece loro sono state abbastanza, no, fortunate e precocemente si sono liberate. Ma certe volte quest'arma Certo. sembra ritorcersi contro, ma è No, un'impressione, ma non è così. ma non Ma è non così. è così. No. Ed è bellissima No, è questa. che avendo figlie consapevoli, allora a Sì, quel punto hai anche più sì. consapevolezza, diciamo, nel vostro modo di vivere, cioè Ma comunque uno scambio alla pari, diciamo, se vogliamo dire. alla pari, ma loro per me sono stati un dono perché mi hanno permesso intanto di vedere delle cose che spesso su di noi non vediamo, no? Sì, Ci serve qualcun altro, come sappiamo, nel meccanismo delle proiezioni, ma ecco, loro sono stati il mio strumento per vedere delle cose. E adesso sono lo strumento per mantenere quella linea, di mantenere certo, certo, ecco, certo. però è chiaro che non mi verrebbe assolutamente voglia di ritornare indietro, ma in nessun modo, però in qualche modo l'allenamento va fatto, l'allenamento Certo. va fatto. È un allenamento, è un Eh, allenamento. La nuova eh, pedagogia è una palestra. esatto, è una palestra, esatto. Perché è difficile spiegarla. Io quando le persone mi dicono: "Ma dimmi in 2 parole cos'è la nuova pedagogia?" Io Esatto, impiego 100 ore per spiegarla, perché è veramente un mare magnum, perché esatto, sono parametri che devi riflettere, interiorizzare e applicare. Quindi è una esatto. cosa complessa. Molto complessa. Io dico sempre, consiglio di fare tanta palestra, di sperimentare tanto, cioè di fare, non isolarsi, perché poi si tende, no, a isolarsi perché ci si ritiene un pochino poco, diciamo, adatti al sistema che ci E circonda. Invece invece no. no, no, assolutamente, ci dobbiamo sperimentare perché la sperimentazione di tutti i giorni che ci porta a cambiarci e a cambiare possibilmente anche la realtà che ci circonda, perché se no come facciamo a cambiarla? Certo, ma allora adesso parlando del tuo presente, no, so che diciamo questa bella, esperienza che abbiamo fatto in questi anni di passaggio, di trasformazione, di Sì. transizione fra la vecchia era e la nuova, ti ha aperto, diciamo, un ulteriore passaggio. Raccontaci un po' del tuo presente adesso. Ecco, adesso diciamo che ho richiamato, qualche anno che sto richiamando questa, appunto, questa palestra. E la palestra mi si è presentata sotto forma di comunità. Siamo con un gruppo di persone che si sono incontrate negli anni che sappiamo, insomma, quelli critici che ci hanno 2 anni, 3 anni ormai che abbiamo passato. Siamo incontrati con le stesse, condividendo alcuni punti di vista sulla realtà che stiamo vivendo e abbiamo deciso di unirci, metterci insieme e creare prima di tutto un orto condiviso, ma che chiamo condiviso, ma è la formula del CSA, è una comunità di sostegno all'agricoltura. Abbiamo deciso di partire dall'orto e dall'agricoltura perché è quello che, diciamo, È la mangiare base. cibo è la prima cosa di cui necessitiamo, dopo tutto quello che abbiamo detto, dobbiamo anche mangiare. E quindi abbiamo adesso allestito questi 2500 metri di orto che andranno ad allargarsi con l'orto autunnale e siamo una decina di persone attive nella costruzione di questa realtà che parte dall'orto, quindi trapiantiamo, curiamo, adesso stavo lavorando con i peperoni che sto diradando un pochino, eccetera, ma poi si allarga
ad altre iniziative. Quindi stiamo proponendo iniziative alla comunità che ci circonda, che non è necessariamente parte della nostra rete, ma che magari ha piacere di passare qualche ora con noi, qui in questa cornice bellissima che tu hai visto. In questo momento sono Sì. un po' defilata, sono nell'Uliveto, ma l'ingresso è molto bello perché c'è un grande prato, una grande quercia che è la nostra maestra, diciamo. Sì, la protettrice del progetto. La protettrice del progetto, attorno alla quale stiamo facendo tantissime cose bellissime, incontri di canto libero, campagne tibetane, ma anche gioco di scacchi, anche Teatro. teatro, arriverà il teatro che ancora stiamo aspettando voi, perché ancora non abbiamo fatto niente noi per quanto ci riguarda, perché abbiamo qualche attore che ti ho anche indirizzato, ma poi si è tirato un po' indietro, e quindi anche quello è un ambito che vorremmo poi sperimentare attraverso anche il vostro aiuto, spero. E insieme a queste varie attività facciamo delle cene conviviali, quindi abbiamo due cuoche che fanno parte della rete e che si mettono a cucinare, che raccogliamo qualche soldino per mantenere, per Certo, comprare i bastoni, per tagliare l'erba, per podare gli ulivi e per comprare il nostro materiale. per sostenere il progetto, Eh? Sì, per esatto, sostenerlo. esatto, esatto. E devo dire che appunto questa, questa, diciamo, nuovo paradigma che la nuova pedagogia ci suggerisce è proprio necessario anche in questo ambito, no? E quindi la palestra la sto facendo anche qui e ringrazio il cielo di essermi preparata per tempo, perché non è facile, ma sto veramente sperimentando che tutto cambia a seconda di come lo guardi. È così. Ecco. Fisica quantistica, docet. È così, è così. Se smettessimo di fare tutte queste sia arzigogoli di proiezioni e guardassimo le cose con l'apertura di cuore che uno ha se ha queste idee, se no non avrebbe, no? Non si metterebbe a fare quello che ecco, e allora andrebbe tutto. Beh, diciamo che il tuo progetto è anche il tuo atto di volontà, no? La messa in pratica di quello che, diciamo, vorresti vedere nel mondo, ecco. Assolutamente, assolutamente. Infatti nel futuro vedo proprio il supporto comunitario. È necessario abituarsi, riabituarsi, fare palestra per riuscire a stare insieme. Giusto? Dobbiamo stare insieme perché dobbiamo supportarci. Da soli no, Non non si va facciamo niente. nulla. Questo è quello che dice il maestro tibetano, no? Che in futuro si sopravviverà solo vivendo in gruppo. Ecco perché dobbiamo altro che distanziamento sociale, dobbiamo stare insieme ai nostri simili e trovare un modus vivendi che ci faciliti la vita sul pianeta, che non è una passeggiata, ecco. Non è una passeggiata, non è una passeggiata, però anche lì noi abbiamo la potenzialità, abbiamo il potere di creare cose bellissime. Dico creare, a qualcuno non piace questa parola, ma io la dico, di creare cose bellissime, bellissime. Ecco, se scoprissimo Il e nostro potere, il nostro potenziale che abbiamo, e però appunto chiaramente facendo questa vita qui, stando con un cavallo a destra e uno a sinistra e andando nell'orto è più facile, no? sì. Quindi ecco, è più facile richiamare alcune cose belle. Allora io dico, riavviciniamoci un attimino a queste risorse che abbiamo. È meravigliosa la tua esperienza, Elisabetta, davvero grazie per averla condivisa con noi. Ma per il tuo futuro, che progetto hai e che sogno vorresti vedere realizzato? Ecco, per il mio futuro vorrei vedere realizzato appunto, un progetto comunitario che veda la connessione di varie realtà, di Varie tante realtà. varie realtà, perché dobbiamo fare piccole comunità,
però tutte intersecate, In rete. interconnesse, incrociate, come fanno gli alberi, no? Che sono tutti ecco, se lavorano in Intrecciati. intrecciati, ecco, anche le cose nell'orto fanno così, si intrecciano, si fanno. Dovremmo fare questo. Quindi io vedo, mi sto veramente spendendo per creare questo. E l'ho detto un'altra volta creare. Bene, sono contenta. È meraviglioso, veramente grazie, grazie Elisabetta di Grazie a te. averci parlato di come hai messo in pratica i principi della nuova pedagogia, cambiando, diciamo, dando anzi una direzione al tuo sentire, perché una Esatto. cosa è volere una cosa e una cosa è realizzarla, ok? Esatto, sì. E dandoci anche un modello, una speranza, cioè facendoci anche capire le difficoltà, ma anche la possibilità che abbiamo se soltanto disponiamo degli strumenti giusti. Esatto, 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 e cerchiamoli questi strumenti. Cerchiamoli, mettiamoli in atto, perché poi Basta lamentarsi, non sì, basta lamentarsi e andare contro qualcosa. Agiamo. agiamo. E Agiamo. allora Ecco. grazie, grazie Elisabetta. Grazie a te. Sì. Grazie a voi che ci state ascoltando, sono veramente un po' emozionata di vedere la messa in pratica di Scuola Agire, che non è scuola dormire. Beh, ogni tanto ci si riposa, però ecco, sempre c'è da fare. in azione, sempre in azione, assolutamente. Ok, allora Grazie. noi ci salutiamo per adesso, ci vediamo presto al tuo orto sociale, lo sai che verrò prima possibile e saluto voi che ci seguite, ci vediamo alla prossima chiacchierata. Arrivederci! Ciao a tutti!